Buonasera. Dentro al mio risveglio del mattino dolcemente ci sei tu. Senza scarpe giri per la casa zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia di ricominciare. Alla radio senti ad alta voce le battute del DJ. Sembra quasi averlo dentro casa, fossi in te la passerei. Mi tieni il muso, cosa ho detto mai? Se ti sorrido mi perdonerai. Le mani sono le tue mani, così piccole che una carezza fatta sul mio viso non mi basta mai. Domani io con le mie mani ruberò dal sole un raggio d'oro e poi tra le tue dita te la avvolgerò. Quando in chiesa il nostro grande amore un giorno porterò. Cerchi una maglietta rovistando nel disordine che c'è. Nel mio sguardo dolce c'è l'assenso, sei bellissima così. Averti accanto che felicità, giura che il tempo non ci cambierà. Le mani sono le tue mani, così piccole che una carezza fatta sul mio viso non ti basta mai. Domani io con le mie mani ruberò dal sole un raggio d'oro e poi fra le tue dita te la avvolgerò. Perché noi siamo cielo e mare, io seme, tu la pianta in fiore. Sarà un momento da filmare con 1000 foto da scattare. Le mani con le nostre mani costruiremo la più bella casa, porteremo i pacchi della spesa, stringeremo sopra i nostri cuori un bimbo che verrà. E nel palmo delle nostre mani accoglieremo il tempo che ci cambierà e accarezzeremo anche le rughe della nostra età. Beh, mio caro Federico in regia, un inizio così, col Gigi D'Alessio, con un brano con cotanta poesia e bellezza, dedicare una canzone sulle mani. Ma quanto è meraviglioso accarezzare le mani di un'altra persona. È un primo vero contatto, anche se bagnate, anche se sudate, stanche. È fantastico! Come siete fantastici tutti voi! 348 80 40 254 il numero per messaggi, fotografie, richieste, saluti, consigli. Ciao amici a casa. E tra un po' giocheremo, certo che giocheremo, e quindi facciamo un riassunto dei nostri 5 favolosi premi. Federico in regia, fammeli vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Primo premio, buono ristorante, 50 euro, fantastico. Il secondo premio, una sorpresa con nascosto all'interno dello zaino. Terzo premio, buono formaggi del valore di 20, buono carburante del valore di 10 e la nostra spilletta. Giocheremo tra un po' perché le buste sono pronte, ma è pronta anche una grande artista che ho a fianco questa sera e inizia la sua performance canora con uno dei brani più belli in assoluto. Signore e signori, con Adagio, Martina. Buonasera Martina. Buonasera a tutti, buonasera.
Piaciuta? Rifacciamo. Cioè ragazzi, non è mai successo in Cadaveriti. Allora 348 80 40 254 se volete risentire. Sei stata pazzesca, sei stata qualcosa di sublime. Grazie. Di meraviglioso. Wow, io ero lì tranquillo che chattavo con la regia. A un certo punto al tuo acuto anche la regia ci ha capito più niente. Ragazzi, 348 80 40 254 numero messaggi, fotografie, richieste, mandatene tanti questa sera. E cosa ne dici? Giochiamo? Giochiamo subito questa sera. Così respiro un attimo. Così adagio ti riprendi. Ecco perché si chiama adagio, perché uno dopo averla cantata deve andare pian pianino. Hai capito? Allora, apriamo le telefonate. Vai con la grafica Fede, perché è il momento di giocare con Casa Peiretti. Abbiamo già subito una telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Umberto di Michelino. Umberto! Buonasera Umberto. Cioè, Ciao. Umberto, hai sentito adagio? Che roba? Sì, no, mi piace a me quella lì. È stato Brava. È fantastica, Brava. è fantastica. Adesso però ci tocca giocare. Devi dirmi se provi a indovinare con 5 per 2 possibilità di scelta o con 15. No, 15, vai con 15, con 15. Vado con 15. Forza Umberto, tifiamo per te. Questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Umberto, dai che facile. Porca miseria. Questa era della prima guerra mondiale. No. Questa è del signor Ranieri. Ranieri. Non è prima. È un po' dopo. È tra la prima e la seconda, probabilmente. Grazie per aver giocato con noi, Umberto. Ciao, grazie. Ciao. Simpaticissimo anche il nostro Umberto. Sì. No, vabbè, no, salutiamo Massimo Ranieri. No, questa la anch'io comunque. Altra telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? L'ha preso, vedi. Pronto? Buonasera, chi sei? Ciao, sono Tonino da Torino. Ciao. Tonino da Torino. Ciao Tonino. Proviamo a indovinare il brano con 5 secondi o con 15? Facciamo con 15, va. Con 15, mi raccomando, abbassa zero il volume della TV e concentrati sulle note che sentirai tramite la telefonata. Questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Tonino. Non riesco a stopparli, certi brani non riesco a schiacciare il tasto stop perché sono troppo parte di me, della mia vita. Però adesso parliamo di cose serie. Qual è il titolo di questo brano? Guarda, non riesco veramente. Comunque siete bravi tutti e due. Grazie Tonino, grazie di cuore. Peccato. Ci proverò domani. Bravo, erano i Pooh. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Ciao. Non mi hanno indovinato Mannaggia, ancora. ma stasera... Tutto all'aria da ieri sera. È più comodo in albergo. Pronto, e chi sei? E da dove chiami? Pronto? E rieccomi qua, Enrico, sono di nuovo io, Sabrina. Sabrina, questa sera non mi puoi deludere. Sabrina, Col devi pattino. indovinare il brano, ok? Sì, Va bene. 5 o con 15? 15. Con 15. Vai Sabrina, per te!
Enrico, la bellissima Annalisa, sinceramente. Brava! Sì, Brava! sì, sinceramente sei stata bravissima. Quindi, dall'1 al 10, dai che questa sera voglio un premio, Scordiamoci le faccine rosse. Speriamo che non prendo la faccina rossa, se no faccio bingo. Se no è 6 volte che provi, 6 faccine rosse non ne ho mai date a nessuno, Vai. Facciamo la 10? La 10. Oh, andiamo, vuoi spizzicare con me? Ti caduto il cavo? E dopo lo mettiamo a posto. Allora, vuoi Martì, guarda. Come glielo dice? Vabbè. No. Nella vita è bello partecipare, ci si diverte, no? Giusto, amica mia? Sabrina. E che te devo dire? Eccola qua. Ecco, insopportabile sta faccina rossa, è insopportabile, ma sei di nuovo riuscita per l'ennesima volta, 6 volte di fila, e sei stata bravissima sul brano, ma sfortunatissima sul nostro gioco. Ci dispiace tanto, ma c'è la faccina rossa. Che te devo dire? Pazienza. Me la devo portare a casa la faccina rossa. Te la spedisco con tanto di firma, di autografo. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Sarà fortunatissima in amore, Sabrina. Probabilmente, io credo di sì. Vieni qua vicino a me, vieni qua, perché sei riuscita a riagganciare le cuffie, perfetto. Andiamo sul mondo musicale di Laura Pausini con un brano strepitoso, incancellabile. Vai. A volte mi domando se vivrei lo stesso senza te, se ti saprei dimenticare. Ma passa un attimo e tu sei tutto quello che vorrei, incancellabile oramai. Sembrava un'altra storia che il tempo porta via con sé. Tu non lasciarmi mai, tu non lasciarmi, e più mi manchi e più tu stai al centro dei pensieri miei. Tu non lasciarmi mai, perché oramai sarai incancellabile, con la tua voce e l'allegria che dentro me non va più via, come un tatuaggio sulla pelle. Ti vedo dentro gli occhi suoi, ti cerco quando non ci sei, sulle mie labbra sento la voglia che ho di te, così profondamente mio, non ho mai avuto niente io. Tu non lasciarmi mai, tu non lasciarmi, e più ti guardo e più lo sai, di te io mi innamorerei.
dentro i miei occhi, incancellabile. Dobbiamo fare una comunicazione al tuo fans club leccese, Sì. di mandare i messaggi, Di mandare i messaggi. prima, cioè già adesso, altrimenti poi li mandano gli ultimi 15 minuti, non c'è più tempo di mandarli in onda. Quindi amici di Lecce, che poi Lecce, proprio- Strudà. eh? È un paesino in provincia. Sundai? Mundai? Strudà. Ah, Strudà! Sì, vicino a Lecce. Sì, vicino- sì. Non lo sapevo. Però adesso, cari amici di Lecce, approfittate anche di Casa Peretti per richiedere i vostri brani preferiti, proprio come hanno fatto questi nostri amici. Vai con la richiesta, regia, vai. Eccola lì, la richiesta. Ciao, sono Maya e ho 8 anni da Alpignano. Volevo che cantassi per favore una canzone di Ultimo. Te la canto molto volentieri. Ciao Maya, che bello che mi scrivono da tutte le età. Però quando vedo le richieste dei bambini, però dire Non si può non fare. no, bambini, no, cioè. poi grazie. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida boh, e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere te. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sei come appari. Tutti con me. Oh! Fa male dirtelo adesso, ma non so più cosa sento. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. È da tempo che cammino e sento sempre i rumori dietro me. Poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Fatemi sentire, dai. Oh, fa male dirtelo adesso, ma non so più cosa sento. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Tra i miei tuoi particolari, potrei cantartele qui. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Potrei cantartele qui. Subito dopo la pubblicità.
Bentornati in questa seconda parte di Casa Piretti. Visto che abbiamo iniziato con un brano di G. Alessio, poi il secondo brano era di Lara Fabian, so che insieme hanno fatto una canzone. Senza volerlo, senza farlo apposta, me l'ha detto lei nella pubblicità. Guarda che abbiamo fatto 1+1, adesso facciamo 3. 2. Esatto. E arriva un brano strepitoso. G. Alessio, Lara Fabian con Un cuore malato. Sempre se me la ricordo, perché me l'ha proposta lei nelle prove, quindi... Poi giocheremo subito dopo questo brano, dai. Se finirà questa avventura, so che sarà piuttosto dura. Questo grande arcobaleno non può sciogliere il veleno che io dovrò bere insieme a te. Tu come stai? Io sto già male e tu lo sai. Non sarà uguale camminare nella solitudine. Una vita nuova non è facile, non possiamo cancellare questo nostro grande amore. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te e sa che una speranza non c'è, è un'abitudine per me. Ma se piangi come faccio a crederti? Tu lo sai, sono disposta a perderti. Io non voglio far soffrire te. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te e sa che una speranza non c'è, è un'abitudine per me. Io posso morire. No, tu non lo devi dire, come posso stare senza te. Martina per voi. Lasciare te è naturale e sento che mi fa già male. Viverti così non è possibile. Io non posso certamente perderti, non dobbiamo cancellare Questo nostro grande amore. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te e sa che una speranza non c'è, è un'abitudine per me. ma se piangi come faccio a crederti? Tu lo sai, sono disposta a perderti. Io non voglio far soffrire te. Ma che puntata di Casa Piretti! Ci meritiamo 6.000 messaggi. Una fiamma dentro il cuore brucerà ogni nuovo amore. Non c'è vita vera senza te. Non c'è vita vera senza. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te. E sa che una speranza non c'è, è un'abitudine per me. Io posso morire. No, tu non lo devi dire, come posso stare senza te. Ma che meraviglia! Grazie
grazie per avermi proposto questo brano che non faccio. Ma grazie a te per avermelo accettato. Dai karaoke lontani anni luce, quindi grazie, bellissimo, bellissimo. Poi l'abbiamo provato 2 volte, ma guarda che questo pezzo non lo sento dall'82 quando l'Italia ha vinto i mondiali e invece no. Signore e signori, è il momento di giocare con Casa Piretti, quindi alzare il volume delle telefonate e andare a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Emanuele da Moncalieri. Emanuele da Moncalieri, buonasera, benvenuto. Buonasera amico mio. Ciao. Mio caro Emanuele, grazie. No, fai pure i complimenti, sto zitto un attimo mentre me li fai. Vai. Sì, complimenti a te, anche alla cantante. Beh sì, Martina è strepitosa. Emanuele da Moncalieri, ci sono rimaste 9 buste, 5 premi, 4 faccine rosse, ma prima di arrivare a scegliere una delle buste deve indovinare la canzone, puoi decidere se indovinare con 5 o con 15. 15, vai Emanuele, questi sono i tuoi 15 secondi. Mamma mia, un aiutino Enrico. Un aiutino. Potrei dirti Santa Claus. Per esempio. Ad esempio, un aiutino potrei dire Santa Claus. Così. San Moritz, no. No, mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi. Ti provo Enrico, complimenti per la trasmissione come sempre. Grazie di cuore. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Era il brano straniero, perché adesso metto anche ogni tanto un pezzo straniero per arricchire un po' questo giochino, e quindi 378 408 0506 per giocare in diretta qui in Casa Piretti per portarsi via uno di questi 5 premi che vedete alla nostra sinistra. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Irma da Nichelino. Ciao Irma, Irma da Nichelino. Allora Irma, che si dice Nichelino? Niente, non si dice niente a Nichelino. Fa solo caldo e basta. Dimmi tu se vuoi provare a giocare con 5 o con 15? Con 15. Con 15, questi sono i tuoi 15 secondi. Okay. Forza Irma! No, questo è Celentano. Brava, è quella. Lo so, è Celentano. Come si intitola? È Celentano, quindi qual è? Dai, che dalle 20 alle 21 non lo siete mai. Dalle 20 alle 21 non lo siete mai se mettete sul 13, perché non vi lascio mai. Non è una carezza in un pugno, vero? No, mi dispiace, perché non vi lascio mai. Soli. Non vi lascio mai da soli. È soli, sì. Ti sei buttata sulla carezza e purtroppo no. Lo so. Grazie, ciao. Grazie a te. Un saluto a Martina, ciao. Ciao. La fretta, da inutile suonare, però che bella canzone, ragazzi. Sì. Non risponderà. 378 408 0506. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Nicole da Nichelino. Ciao Nicole da Nichelino. È tutta Nichelino. A Nichelino questa sera ha messo il grande schermo in piazza per vedere Casa Piretti. Ciao Nicole, buonasera. Provi a indovinare con 5 o con 15? 15, questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo. Eccoli qua. Grande amore. Di chi? Il volo. Sì, finalmente! Brava Nicole, brava! E allora,
Dalla 1 alla 9, quale busta vuoi? 7. La 7. Fai tu. La busta numero 7 per la Nicole. Oh, vedi? Oh, finalmente facciamo felici i benzinai di Nichelino perché hanno 10 euro in più da mettere in cassa. Eccola qui, hai vinto un buono carburante del valore di 10 euro. Brava Nicole. Brava. Ciao. Aspetta, non mettere giù, ricordati di mandare un messaggino al 348 80 40 254 con nome e cognome e cosa hai vinto. Grazie e complimenti. Ciao, grazie. Ciao. Non ho visto proprio tutto questo entusiasmo. No, non ho visto questo entusiasmo. Magari non ha la macchina. Questa magari gli ha appena tolto la patente, mannaggia te. Mi hanno tolto la patente perché adesso ti tolgono la patente per niente. Sì. 2 bicchieri in più. Quindi, vabbè, Nicole, noi siamo contenti per te. Sì, molto certo. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Buonasera, chi sei e da dove? Ciao, sono Alessandra Ciao, da San Giusto Canavese. Ciao Alessandra da San Giusto Canavese. Ciao. Vuoi provi a indovinare con 5 o con 15? Facciamo 15. Come vuoi tu? Ti spiego come funziona il gioco. Con 5 secondi hai 2 possibilità, con 15 secondi ne hai soltanto una. Quindi facciamo 15? Ok, sì. Facciamo 15. In bocca al lupo, amica mia, questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Posso già dirlo? Ma se la sai, sono scaduti adesso i 15 secondi. Qual è il titolo? Oddio, il titolo non mi viene in mente, però mi viene in mente Neck. Neck è giusto, ma il giochino prevede il titolo, no? Il titolo. Ti piace Casa Peiretti? Non ti sento, scusami. No, dico, ti piace Casa Peiretti, sì? Sì, certo. Ok. Cosa diresti di Enrico Peiretti in giro? Vabbè, siete simpaticissimi, fantastici. Aumenta. Ti sto aiutando e non è che voglio tirarmela. Top. Ecco, top. Adesso top non esageriamo. Perché uno dice Enrico Peiretti è veramente un... Adesso mi dice un pirla. Stupendo. Sei stupendo. Sì, grazie. Però... Dai che voglio il buono formaggio. Lo so, però non posso aiutarti, mi fanno cenno, basta. Che te devo dire? Stavo cercando di aiutarti. Il titolo è Sei grande di Neck. Accidenti. Niente tutte. Hai detto stupendo, top, grande non è arrivato. Grazie comunque. Ciao. Ok, un bacio, ciao. Ogni passo, ogni faccia, ogni cosa che fai. Bellissimo sto pezzo di Neck, è stupendo. Abbiamo ancora il tempo? Sì, per una telefonata, vediamo se arriva. Ma certo, 378 403506. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Stefania. Ciao Stefania, da dove? Da dove ci chiami, Stefania? Da Alessandria. Stefania da Alessandria. 5 secondi o 15 secondi? Con cosa pensi? 15 secondi. 15 secondi. Eccoti i tuoi 15 secondi. Sei pronta? Prontissima. Eccoli. Sono finiti i secondi però. Ma ti ho anche suggerito perché siamo alle ultime puntate prima delle vacanze estive, quindi ti ho anche suggerito di fare Vasco Rossi? No, non è Vasco Rossi, ma bensì Massimo Di Cataldo. Grazie per aver giocato con noi, amica mia. Grazie lo stesso. Ciao. Grazie. Ciao. Perché inizia così? Guardami negli occhi, ora sto per dirti che... che canzone, che capolavoro. Voi dite che non sono famose, sono famosissime. 378 4080 506, vediamo se ne arriva subito. Sì, eccola. Pronto, chi sei, da dove? Eccomi, ciao Enrico, sempre Massimo da Buttigliera d'Asti. Ciao Massimo, buona serata anche a te, a tutta Buttigliera. Buona serata a voi. Mio caro Massimo, 5-15.
Ma proviamo con 15 per avere qualche possibilità. Certo, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai! Anche il coro. Dai che anche il coro ti ha aiutato. Allora, il mio bacio è come il rock. Saranno contenti chi ti sta vicino, ma non è... No, era stasera mi butto. Bravo, non fa niente. Grazie ragazzi, ciao. Grazie a voi della meravigliosa compagnia, ciao. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Vieni Martina, vieni vicino a me. Guarda che questa sera, un premio l'abbiamo dato via, Sì. Un premio l'abbiamo dato via, solo, quindi però. perché comunque anche col passare delle puntate gli evergreen, i pezzi famosissimi li ho già messi, torneranno, d'accordo, però adesso andiamo a cantare. Prima della pubblicità voglio ancora sentire la tua voce con un pezzo di Emma, un pezzo che veramente spacca. Vai! Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi i vestiti per un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento, essendo loro una corrente, io tempesta e paravento, con talento molto lento e voltati, guarda in faccia chi ti lascia, scordami, oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano, ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta, ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta, l'amore non mi basta, l'amore non mi basta, se amarmi ti passa, che ne è stato delle frasi, ci sarò comunque vada, e a che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada, la mia strada era deserta, attraversata da sconfitte, e con te quella promessa che le avrei evitate, con talento molto lento e voltami, sangue freddo se hai coraggio uccidimi, oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano, ma
Ci sono puntate che vorrei mai finissero come questa. Grazie Martina per le canzoni strepitose che mi hai portato qui a Luserna San Giovanni questa sera. Pubblicità, poi tutti, ma proprio tutti, i vostri messaggi. Ricordo che domani sera qui con me la zia Marta, c'è la zia Marta domani sera, zia Marta. Adesso però tutti, ma proprio tutti, i vostri messaggi. Vai regia, vai! Meravigliosi, ma come faccio a non cantare con voi ogni sera? Un abbraccio, Silvia da Montalciata. Silvia ne sa, Silvia sa. Silvia, non devi non cantare con noi, devi. Quanta allegria e buona musica. Grazie Dani, grazie. Ciao Enrico, ciao Martina, fa talmente caldo che mi sono sciolte le parole del messaggio. Un grande saluto da Stefania da Rondissone. Ti capiamo Stefania. Ciao Stefania, noi qua abbiamo 4 monitor, 20 fari e tutta roba che scalda. Buonasera Enrico, com'è stato il tempo ieri sera a Luserna, a Torino, non mi ricordo, c'è stato un forte temporale che non si sono potuti vedere molti canali TV, tra cui Rete 7, non permettendo di seguire la tua trasmissione. Per fortuna stasera è tornato tutto normale. Un grosso saluto da Marco D'Intra. Ciao Marco! Mi sfugge cosa vuol dire VCO, mi aiutate dalla regia per favore? È la zona del Piemonte che si chiama... Ma vieni, ma manager, vieni, c'ho il manager qua. Verbano Cusio Ossola, grazie, me l'hanno scritto. Ciao Agostino, ciao Casaperetti, buona serata. Pronti a seguire Michele Gianni da Torino, Martina voce che spacca, bravissima Michela da Torino. Ciao Michela, grazie. Comunque, se non ci hanno seguito ieri, possono guardare su YouTube. Su YouTube, certo. Ciao Enrico, siamo Simona, Sergio e Stella da Torino. Ti seguiamo sempre tutte le sere. Posso chiederti, Diamante di Zucchero? Grazie, un caro abbraccio, ma molto volentieri ti cantiamo anche Diamante, se non domani, la prossima settimana. Grazie di cuore per questa richiesta e grazie per seguirmi tutte le sere. Grazie. AEG sempre, che non è una marca famosa di cinture e pantaloni, ma sono Alfonsina e Germano. Ciao Alfonsina, ciao Germano, grazie, anche di muta. Ciao Martina, ciao Enrico, vorrei ascoltare il filo rosso di Alfa, grazie Milena, te la canto domani sera il filo rosso, una canzone che mi piace molto, anche un po' complicata ma mi piace. Brava Martina, ciao Enrico da Elena. Ecco, Elena c'è da ormai 7 anni, puntuale, fantastica, grazie ancora, grazie. E poi chi abbiamo? Vai regia, vai regia, vai. Ciao Enrico, grande inizio con la canzone di Gelessio, l'hai fatta benissimo. Martina come sempre bravissima, una voce sublime. Massimo da Venaria. Ciao Massimo, ciao Massimo, grazie. Ciao Venaria, una buona serata in musica. Saluti da Fabio di Briccherasio, grazie Fabio, grazie. Fabio, grazie. E poi che abbiamo? Sono giornati addormentati, regia! Buona serata, un saluto agli amici di Casaperetti, complimenti a Martina. Possiamo riproporre Adagio? Sì, io direi proprio di sì, però mi sa che il tempo è tiranno per noi. Se ci rimane 2 minuti la facciamo, ma credo proprio di no. Quindi altro che Adagio, qui vibrano anche i vetri. Viva Casaperetti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia, grazie. Straordinaria Martina con Adagio, brava Stefania da Rondissone, grazie. Buonasera a tutti, io sì, la voglio risentire Adagio. Tesoro, sei favolosa, stuccante. Lori di Brandizzo. Grazie ragazzi, grazie. Bravi Lili da Rorà. E Lili da Rorà, grazie. Anche lì, bravo. Stasera a Casaperetti, la nostra casa di ogni sera, una voce unica, meravigliosa, è assolutamente da far conoscere al mondo intero. Bravissima Martina, il brano Adagio da brividi. E poi i complimenti che arrivano a lei sono anche per te. Grazie a tutti. Per forza ragazzi. Ciao ragazzi, un saluto a tutti e un saluto al mio amico speciale Lorenzo Miggiani. Ciao Lorenzo Miggiani, ciao Lorenzo, ciao FGC. Ciao Enrico, sarebbe bello avere Teo Martina con la sua splendida voce domani o sabato sera ai Percorsi del Gusto, festa del paese di Monbaruzzo, lo dice Alessio. Ragazzi, vi mando l'Iban, voi fate il bonifico e noi veniamo. Invitateci, visto che comunque in zona, perché io sono di Canelli, lei Spigno Monferrato Canelli, lei di Alessandria, Monbaruzzo è a 20 minuti. E allora, dai! Ciao Enrico, ciao Martina, seguo sempre Casaperetti, un grandissimo entusiasmo, siete fantastici. Un abbraccio, Maria da Torino. Ciao Maria, grazie mille. Ciao Maria, grazie.
Buonasera Enrico, Marco da Torino, ti seguo sempre, da sempre. Mi canteresti una canzone di Baglioni? Ma perché no? Già magari domani sera, ok? Arriverà anche Baglioni. Filo rosso, Baglioni, insomma. Diamante. Ciao Enrico, grazie come sempre per l'ora spensierata che ci fai passare. So che non è facile chiederti una canzone con me di Roberto Muro e Mia Martini. Grazie, a presto. Osvaldo da Venaria. Questa la facciamo il 28, che torno io e la facciamo insieme. La proviamo, vediamo. Comunque sì, dai. Anche se fa caldo, i saluti non mancano. Grazie Chiara. Grazie Chiara. E poi che abbiamo? Ciao, noi siamo Mira, Leti e Luigi, abbiamo 11 anni. Puoi cantare per favore 30 gradi di Anna Pepe? Vi amiamo. La sai? Ci proviamo per la prossima volta che c'è Martina, prossima volta, fra due settimane, la prossima. Il 28, quindi mi raccomando amici. Ciao Enrico, ci puoi cantare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie. Nicolanto da Venaria. E anche questa gran pezzo, non lo so, nel frattempo sono arrivati i pinguini. La so io. Questa l'ho la fatta sai. elementari un anno intero quest'anno con i bambini. Nel senso non è che fai l'elementare, lei è maestra, perché detta così sembra che... Bravissima Martina Enrico, ci ho provato ma nulla stasera. Volevo vincere una spilletta per il bambino Alfredino. Alla prossima Marcello, Elisa da Caprie. Riprovate domani, noi saremo sempre qui con voi. Bravissima Martina, bravissima. Ciao Enrico, sono Andrea, volevo solo dirti che siete bravissimi, un abbraccio. Grazie Andrea. Gentilissimo Andrea, grazie di cuore. Voce incredibile, per favore fate venire me a cantare, sono bravissima, super bravo. Per favore, ciao, suonate Guerriero di Marco Mengoni. Anche questa l'ho fatta all'elementare. Basta! Anche Filo Rosso, se proprio. Quello è super bravo, bisogna contattare, è super bravo. Quindi, ciao Enrico, Alessia, Henry, mi vuoi fare un regalo per lunedì prossimo che compio 63 anni? Invitami a cantare Da te ci tengo molto, anche se non sembra. Ho una forte depressione e cantare Da te chissà. In anticipo sentiti ringraziamenti, comunque sempre grazie a Rete 7 Piemonte per la splendida compagnia serale in settimana. Ciao Mimmo, ciao. Guarda, e la scalette di qua fino a fine luglio sono piene le puntate, ma a settembre perché no? Signore e signori, c'è stato un piccolo particolare, ma scrive chiudere la regia, dobbiamo cantare un brano bellissimo, ma invece va questo brano, Allora, durante il soundcheck ho sentito che si provava un inedito e io ho detto no, perché lo presenteremo ad Area Sanremo, che è uno dei contest che ti fanno accedere al Festival di Sanremo Giovani. Allora, in bocca al lupo per Area Sanremo. Martina, sei stata strepitosa. Ciao a tutti, siamo in ritardo. Ciao, domani.